In questo momento per vincere abbiamo bisogno dell'apporto di tutta la squadra. Stiamo attraversando sicuramente un momento non facile, però credo fortemente che abbiamo le qualità per uscire da un periodo difficile e per attestare il nostro valore, e credo che dopo la pausa una partita come Trieste possa essere un po' lo spartiacque, e dobbiamo sicuramente approcciarla nella maniera giusta davanti al nostro pubblico, che sono sicuro per l'ennesima volta ci supporterà e ci darà quell'ulteriore spinta che ci serve. A onor del vero, poi noi ricordiamo anche che le sconfitte, seppur ne siano arrivate tante, sono maturate nell'ultima parte della gara e con punteggi che fanno capire, insomma, che non sono state debacle, come hai appena sottolineato anche tu in conferenza stampa. Quindi si tratta solo e esclusivamente di fare un po' più quadrato probabilmente, e perché no, prendere qualche credito dalla fortuna. Sì, sicuramente. Non sono una persona che crede molto nella fortuna, o meglio, Aiutata. sì, assolutamente, però la fortuna va cercata a volte, e va anche un po' meritata, no? In questo momento credo che aver solidità in tutti i 40 minuti sia un pochino la chiave per noi. Più che altro ci siamo detti spogliatoio che nei momenti di blackout non ci deve essere una persona che risolve magari le situazioni, ma dobbiamo aiutarci tutti insieme e cercare di magari rischiare qualcosina di meno, forzare qualche situazione in meno e cercare di essere solidi. Questa è un pochino la parola chiave. E poi Dinamo, insomma, ci ha abituato anche a queste ripartenze meditate e poi alla fine anche meritate. Sì, no, assolutamente, non disperiamo. L'anno scorso eravamo spalle al muro con un calendario dopo la pausa alquanto proibitivo. In questo momento dobbiamo guardare a Trieste sapendo che probabilmente le partite più toste del campionato le abbiamo già affrontate in questo girone di andata, però la nostra testa deve essere davvero solo a Trieste, cercare di imporre le nostre qualità e il nostro ritmo davanti al nostro pubblico e davvero regalargli 2 punti che se lo meritano e ce lo meritiamo.